Un derby delle Aci contro l'Aci Galatea da vivere in modo insolito per la Cicatena, che settimana scorsa ha rimediato la prima sconfitta della gestione Marcello Manca. I catenoti sono chiamati ad una reazione dopo il solo punto conquistato nelle ultime 2 partite. Nello scacchiere iniziale biancorosso debuttano gli ultimi arrivati, Marian Abbabei ex Mister Bianco e Modica e Luigi Rossitto ex Belvedere, Megare e Siracusa. Abbabei schierati in difesa accanto a Longo, Magro e Furnari, Rossitto invece completa il tridente offensivo con Carbonaro ed Emanuele. A centrocampo assenti a Turostrano, Basile e Sciuto, spazio a Salvostrano, Ranno e Napoli. Padroni di casa subito pericolosi in avvio, Furnari prolunga a destra per Rossitto che la mette giù, poi la scarica su Ranno. Ranno, il cross basso al centro per Napoli, Napoli il tacco per Carbonaro, Carbonaro la conclusione, fa la barba al palo. Ancora biancorossi in avanti, Ranno spinge il contropiede, allarga sulla destra per De Manuele il cross morbido, respinge Caffo che non trattiene, poi Rossitto il destro, blocca Caffo. Prova ad alleggerire la pressione alla Cigalatea, scodella Caruso all'interno dell'area e testa di Longo, poi Privitera. Prova a proteggere la rimessa laterale, De Manuele gli porta via il pallone e lancia subito verso Carbonaro. Mirabella svirgola e apre le porte dell'area a Carbonaro, il controllo, la sterzata, l'assist dentro per Rossitto che spreca una clamorosa occasione. 24esimo, Caruso nel cerchio di centrocampo. Va in profondità, dentro l'area, verso Marino, contrasto con Abbabei. Ancora Marino, la tiene viva, Marino con la punta, batte Romano. E all'improvviso la Cigalatea, la prima vera occasione, passa in vantaggio. Qualcosa non va nella manovra offensiva della Cicatena e Mister Manca corre subito ai ripari, fuori Napoli, dentro Solimene. Proprio Solimene batte rapidamente un fallo laterale verso De Manuele, cross nella zona di Carbonaro, la palla passa, Rossitto all'1 contro 1, Rossitto il tiro, fuori con deviazione. Un altro cambio nel via di ripresa per i padroni di casa, fuori Furnari, dentro Patanè. Si cerca la rimonta ma l'avvio del secondo tempo dei catenoti non è dei migliori. Qui Marino lotta, poi Privitera la mette al centro per Trovato, Nicotra la sponda, a giro poi Cullurà, si distende Romano che mette in corner. Dalla bandierina va Caruso che cerca il secondo palo nella zona di Pavone, salta più in alto Longo, poi Ranno, interviene ancora Pavone col destro, la mette sotto la traversa e la Cigalatea al 7° del secondo tempo vola sul 2-0. Sotto di 2 gol urge una scossa in casa Cicatena, Carbonaro per Solimene con la punta, bene per De Manuele, il cross a cercare Rossitto, la testa di Privitera, poi Solimene a contrasto con Trovato, calcio di rigore per la Cicatena che ha una ghiotta chance per accorciare le distanze. Dagli 11 metri si presenta Carbonaro, parte Carbonaro che spiazza Caffo e accorcia le distanze rimettendo la Cicatena in carreggiata. Sulle ali dell'entusiasmo si apre la caccia al pareggio per la squadra di Manca, Solimene pressa l'avversario, gli ruba palla e poi verticalizza per Carbonaro, uno sguardo in mezzo, il traversone per De Manuele, l'acrobazia, strepitoso Caffo che salva la sua porta. Il calcio d'angolo lo batte Solimene, traiettoria a rientrare, la palla passa sul secondo palo, controllo di Longo il tiro, ancora Caffo ci mette una pezza. I minuti passano, la Cicalatea si difende bene e concede poco. Cambi per Mister Manca, dentro Garozzo e classe 2007 al posto di Rossitto e dentro anche Torrisi al posto di Salvostrano. Scocca il 90esimo, ultimi assalti per i padroni di casa, rilancio lungo di Romano, il pallone finisce in aria, testa di Caruso, Carbonaro col destro, Nino Carbonaro, il pareggio è siglato, ancora c'è tutto il recupero, la Cicatena ci crede e prova anche a vincerla. Adesso i catenoti spingono a pieno organico, Abbabei, scarico su Torrisi, si ripropone Abbabei, servito sulla corsa, il traversone troppo lungo per Longo che però insegue la sfera e la serve all'indietro per Garozzo, il cross per De Manuele, la sponda, dentro per Carbonaro che anticipa Caffo, Nino Carbonaro, la tripletta è firmata, la Cicatena incredibilmente in 60 secondi ribalta la partita, 15 in campionato per il Bomber in maglia numero 7. Una pazza vittoria e rimonta quando forse il destino odierno sembrava già segnato. La Cicatena supera 3-2 l'Aci Galatea e dimostra sul campo quanta resilienza e forza di volontà ci sia nella squadra. I difetti sicuramente sono emersi anche oggi al netto delle assenze tra infortuni e squalifiche, ma oggi era importantissimo conquistare 3 punti a qualunque costo. Questo successo può dare una grande iniezione di fiducia per il proseguo della stagione. Domenica prossima bisognerà dare continuità a questa incredibile rimonta. I catenoti saranno di scena in casa del Friggintini, un'altra squadra che lotta per non retrocedere a caccia di punti salvezza.